io nella carbonara ci metto la panna. No, non è così. Però prepareremo insieme una ricetta idealizzata sull'idea della carbonara e ci sarà la panna. Carbonara, carbocrema, fare una piccola emulsione non fa male, però basta questa carbocrema. Guanciale di buona qualità, meglio ancora se fosse leggermente affumitato. Parmigiano, pecorino, ce lo mettiamo, non ce lo mettiamo? Qui mettiamo solo pecorino. Pasta, uova freschissime, pepe di fresca macinatura. Mi raccomando, togliete la parte esterna perché è quella ossidata e la cotenna. Un bel cubetto più o meno 1 per 1, padella da freddo e senza aggiungere ulteriore olio. Allora, mentre che il guanciale sta a frigolare, ci facciamo la nostra base di uova, e ho detto uova, non solo tuorlo. Quindi un uovo, 2 uova, un altro tuorlo e un altro tuorlo. E quindi 2 uova, 2 tuorli, faremo 4 persone. Il grasso lo buttiamo, diciamo che il 50% lo utilizzeremo per il nostro piatto, il resto va eliminato, se no hai voglia a colesterolo. Cominciamo a emulsionare le uova, mettiamo metà del grasso, non troppo caldo mi raccomando, se no le cuociamo, macina regolata grossa, e mettiamo una decorosa quantità di pepe. Non prendete quel pepe delle buste già macinato che è orribile. Pecorino io lo emulsiono con acqua calda intorno ai 70 gradi, molto semplice. Facciamo una emulsione con il formaggio e l'acqua, ma non con latte. Signori, acqua a bolle, però mi raccomando poco sale, perché sennò poi completate la cottura. Non è una pasta che va mantecata, e visto che avviene una quasi immediata retrogradazione degli amidi, la pasta tende a diventare subito croccante un'altra volta. Togliamo tutto il liquido, uniamo la pasta, crema di pecorino all'acqua. Vedete come diventa cremoso ugualmente? Ovviamente abbiamo bisogno del calore, e il calore lo possiamo gestire al meglio in questa maniera. Quindi la pentola che abbiamo usato per cuocere la pasta verrà utilizzata per portare a pastorizzazione, almeno in parte, le nostre uova. Così alla fine è cremosa. Io impiatto, Per me è pronta così, e mi raccomando, fate i bravi, della carbonara la panna non ci va.